Oggi Sottorete ci porta in un posto incantevole, siamo sull'isola di Albarella per vedere le finali di Serie D. Ufficialmente è il torneo che assegna lo scudetto regionale, ma nella sostanza le finali a squadre di Serie D sono una grande festa, una vera e propria festa del tennis, che anche quest'anno ha incoronato i 6 migliori team del Veneto. Tra le donne si sono laureati i campioni veneti il TC Volpago per la D1, Noventa Vicentina nella D2 e la T Villafranca nella D3. Tra gli uomini successi del CT Bardolino, Nuovo Tennis Bovolone e TC Salgareda. È una grande festa del tennis regionale, una festa stupenda, straordinaria, molto ambita da parte delle società, da parte dei giocatori, ed è la parte conclusiva di una grande kermesse durata 6 mesi. A questo campionato di D1, D2, D3, D4 sono iscritte 550 squadre. Questo dà il numero della grande partecipazione e del grande crescita del movimento in Veneto per quanto riguarda questo tipo di competizioni. Un movimento che raggruppa più di 500 squadre, quasi 550, che si scremano mano a mano con i vari tabelloni fino ad arrivare alla finale. Sicuramente ha creato molto movimento in tutti i circoli veneti. Quest'anno avete anche voluto premiare la società al Tennis Club che ha ottenuto globalmente il miglior risultato. Certo, si è istituita questa Team Veneto Cup, una coppa che si dà al circolo che con dei vari criteri è riuscito a portare più squadre nelle fasi finali di tutti i campionati di Serie D, a partire dalla D4 maschile fino ad arrivare alla D1, premiando sia i circoli che portavano le squadre in semifinale, finale e vittoria, giustamente, sia tutti i circoli che facevano promuovere le squadre da una serie all'altra. E a vincere la prima edizione di questo ambito trofeo è stato il Nuovo Tennis Bovolone, che verrà premiato in occasione del galà regionale del tennis di metà novembre. Bisogna sempre stimolare i circoli che già lavorano molto bene, i presidenti, i maestri, i circoli tecnici. Abbiamo pensato di insignire anche una nuova coppa, la Coppa Team, per quella società che è riuscita a piazzare un maggior numero di squadre dalle semifinali e aggiungendo anche dei punti alle squadre che sono state promosse per l'anno successivo. E quindi anche questo è un motivo perché le squadre siano ancora più attivate ad iscrivere ancora più squadre e a impegnarsi ancora di più nella programmazione di questa attività. Bisogna dire che come Federtennis Veneto, oltre a dare un occhio ovviamente di riguardo ai risultati tennistici, quello che fate molto è proprio il coinvolgimento delle società. Eventi come questo lo dimostrano. Sì, c'è una grande unione dei circoli in Veneto, si aiutano a vicenda e questa è una cosa che abbiamo cercato fin dal primo momento di questa diciamo, legislatura di portare avanti. E il fatto che i circoli si confrontino con un grande spirito sportivo di amicizia è uno dei fondamentali del nostro mandato e stiamo avendo degli ottimi risultati e anche questo weekend la dice lunga su questo aspetto. Un weekend trascorso in una location che ha quasi dell'incredibile, Albarella, isola di soli 3 km di lunghezza e 1,5 km di larghezza che si trova nel parco regionale del Delta del Po, un luogo quasi magico, riservato a pochi. Questo è poi fra l'altro è un paesaggio, è una situazione straordinaria, unica direi in panorama nazionale e unica in Italia. Ed è veramente un'oasi bellissima dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista ambientale. E è anche una cosa di pregio portare le squadre a vedere e a vivere questi ambienti, a vedere queste nuove strutture. Qui in questa struttura ci sono ben 14 campi, quindi non abbiamo problemi dal punto di vista organizzativo. Le squadre sono state ospitate presso un albergo nuovissimo, di nuova ristrutturazione, molto bello.
e quindi diciamo che tutto porta per far sì che il tennis cresca ancora di più, ed è quello che sta succedendo, e anche quest'anno in Veneto stiamo migliorando ancora la nostra situazione con una crescita dell'ordine del 10%. Gianfranco Piombo, abbiamo visto le finali giovanili, adesso le finali della Serie D. Quando c'è da lavorare e organizzare grandi numeri, grandi gruppi, si affidano sempre a lei? Beh, non è proprio così, diciamo che conoscendo la location di Albarella, essendo un residente dal 1990, direi che alla fine mi ha messo in pedana per far organizzare e vedere se riuscivamo a fare questo evento, che è diverso sia come posto sia anche come struttura di campi. Qua ci sono nell'isola 24 campi di tennis ed è un vanto per il comitato regionale ospitare questo evento all'interno di un complesso di questo tipo. Poi penso sia la soddisfazione vedere tutte queste squadre arrivare, sicuramente lottare per il successo, ma anche vivere il tennis proprio come una passione per 2 intere giornate. Ma direi che tutto calza alla perfezione, l'ambiente. Si diceva con Mariano Scottone, è anche l'occasione per tanti veneti di vedere un posto che magari non hanno mai visto nella loro vita. Sì, ecco, diciamo questo posto, molti ne parlano, molti lo conoscono dall'esterno, perché poi non è facile entrare, perché entrano o i residenti o chi ospita qualche ospite, chi viene in vacanza prendendo qualche cosa in affitto, sono abbastanza severi nel far entrare le persone, però una volta che si entra si scopre un mondo diverso, si scopre un mondo dove le auto non girano, i ragazzini vanno in bicicletta, c'è una vigilanza presente 24 ore su 24, direi è un posto veramente ottimo. E in questa isola straordinaria il tennis è di casa grazie a un club che ospita le sfide tra residenti e turisti e che durante l'anno apre le porte anche a numerose squadre internazionali. Ospitiamo soprattutto squadre che si allenano nel periodo di primavera, perché essendo 20 campi in terra e a maggio iniziano i campionati a squadre, quindi sia dalla Germania che dall'Austria, dalla Svizzera arrivano tantissime squadre ad allenarsi con anche buoni giocatori. Abbiamo ospitato la squadra di Coppa Davis tedesca, abbiamo sicuramente un'utenza di un buon livello, soprattutto in primavera. E anche ad Albarella non manca di certo una nutrita scuola tennis. E una scuola tennis? Assolutamente sì, abbiamo una scuola tennis che funziona molto bene, abbiamo chiaramente quando finiscono le scuole, perché essendo un posto turistico, la nostra stagione inizia a giugno e finisce a settembre. Più raro invece per i campi di Albarella ospitare vere e proprie competizioni come appunto le finali di Serie D, ospitate sull'isola per la prima volta. Finali alle quali è voluto presenziare il Comitato Regionale Veneto quasi al completo. Siamo con Susanna Piccolo, consigliere FIT Veneto. Che tennis abbiamo visto in questi 2 giorni di incontri? In questa bellissima festa di questi 2 giorni abbiamo visto un buon livello di tennis, naturalmente sia maschile che femminile, e partecipando a diverse categorie è stato veramente un ottimo livello di tennis. Quello che è bello di questa manifestazione è che giocano l'uno contro l'altro giocatori di categorie differenti, di età differenti. Età diverse, giovani, certa età, è anche bello vedere proprio l'affiatamento delle squadre. In questa occasione c'è stata proprio anche che si incontrano, si parlano, si vedono, mentre riunendoli tutti assieme è stata veramente la festa del tennis. Siamo con il consigliere Nicola Martinolli. Consigliere, un evento che compie quest'anno 3 anni, che è destinato però sicuramente, visto il successo che ha, a ripetersi. Allora, oltre che tutti i campionati a squadre che abbiamo durante l'anno, arrivare alla fase finale così con tante squadre, soprattutto su una location del genere, probabilmente sì, sarà ripetuto sicuramente, forse anche in questa location qui, perché oltre alle partite in sé c'è un momento di aggregazione anche da parte di tutte le squadre, di tutti i
i fans delle squadre che vengono piacevolmente in un posto del genere, quindi sembra che abbia avuto un buonissimo successo. Infatti quello che si respira, no, in questa manifestazione è proprio la passione e il gusto del tennis, non è solo proprio la sfida. Certo, avete visto che poi tutti girano attorno ai campi, guardano anche le altre partite e quindi è proprio passione, solo esclusivamente passione da parte di chi gioca e di chi guarda. Poi ovviamente però quando si scende in campo l'obiettivo è sempre lo stesso. Certo, sì, il vincere c'è sempre un po' di agonismo, però abbiamo visto che tutto c'è un fair play non indifferente, quindi sì, c'è agonismo per forza perché a tutti piace vincere, però diciamo che si divertono soprattutto. Divertimento e agonismo dunque, sono questi gli ingredienti che hanno fatto delle finali di Albarella un vero successo e la conferma è arrivata dagli stessi protagonisti del torneo. Siamo con Ivan Russo, presidente dell'Associazione Tennis Poiano. Al di là dei risultati sportivi, un evento come questo, per chi di solito fa uno sport spesso individuale, che effetto fa? Una giornata, anzi un weekend di grande tennis, soprattutto aggregativo, cioè abbiamo conosciuto in questo weekend diverse storie, diversi circoli di Serie D, ma insomma con aspirazioni anche più alte, e tanti tifosi sono venuti e credo che il luogo sia stato veramente azzeccato, ideale per trovare questo connubio tra il tennis, lo sport e anche amicizia. Poi qualcuno deve vincere e qualcuno deve perdere, però questo è lo sport. Credo che sia un bello spot per il tennis a tutti i livelli, ecco, non solamente come dire il tennis di alto livello, ma il tennis che tutti possono provare a giocare impegnandosi, giocando a livello agonistico anche in Serie D, in questo girone regionale.